A Licata, paese di Cambiano, è scoppiata una rivolta animata dagli attivisti grillini, culminata in una decisione clamorosa: sospendere la campagna elettorale. Abbassiamo le saracinesche e spegniamo le luci, è scritto in un post del meetup licatese. I militanti del Movimento 5 Stelle annunciano la chiusura della sede appena inaugurata. A loro la designazione di Cambiano ad assessore nell'eventuale giunta Cancelleri non piace affatto. Per i grillini l'ex sindaco, minacciato e costretto ad andare in giro scortato per avere dato il via alle ruspe, è solo una bolla mediatica che ha reso vulnerabile agli occhi degli italiani una città come Licata, che ha invece ampie potenzialità. Viene contestato il metodo adottato nella scelta, non è stata consultata la base, e il fatto che Cambiano provenga dal centrodestra, essendo stato tra l'altro appoggiato da Forza Italia alle elezioni del 2015. Cancelleri è accusato di aver omesso di raccogliere tutte le informazioni sulla storia politica dell'ex primo cittadino. Su Facebook le decine di messaggi di critica al candidato governatore si mescolano alle congratulazioni per il colpaccio da calciomercato. Abbiamo incontrato Cancelleri, gli abbiamo espresso tutte le nostre perplessità, dice il meetup licatese. Lui ci ha detto che si assume tutte le responsabilità di questa mossa politica. E ancora Gianluca Ciotta, che fu candidato sindaco del Movimento 5 Stelle proprio contro Cambiano. È una strana curva per il movimento che adotta un amministratore che nella narrazione diffusa è stato defenestrato solo per aver fatto il proprio dovere, come il protagonista del film di Ficarra e Picone, ma deve misurarsi con il dissenso interno.